significato ha portare la propria identità sarda e musicale, in questo caso, in una esperienza come quella di Expo? Beh, per noi chiaramente è un'occasione più unica che rara. Giriamo tantissimo, portiamo un po' la nostra cultura, la nostra tradizione vocale in tutto il mondo, ma chiaramente i riflettori che sono puntati sull'Expo di Milano del 2015 per noi è un grosso amplificatore, quindi cerchiamo di tenere alta la bandiera della Sardegna in tutto il mondo. Il canto suscita sempre molta meraviglia in tutte le parti dove abbiamo cantato e sicuramente sono sonorità nuove, diverse da quelle che si ascoltano nelle radio e nelle tv, soprattutto l'arcaicità e l'autenticità di questo canto millenario che si è trasmesso oralmente e ancora oggi continua a trasmettersi con le vecchie modalità proprio dell'oralità. È un canto che, come dire, è come fare un viaggio nel tempo, ascoltare le nostre voci, è un canto che arriva dal passato e che ha attraversato i secoli, arrivando intatto fino ai giorni nostri. Noi portiamo avanti questo canto così come lo abbiamo conosciuto e lo abbiamo imparato dai nostri anziani, perché si tratta comunque di una scuola impropria, non abbiamo una vera e propria scuola di canto a tenore. Questo non vuol dire però che il canto a tenore non possa prestarsi anche a delle contaminazioni, degli esperimenti musicali che facciamo con jazzisti, cantanti, musica classica di tanto in tanto. Lì si balla sanca, lì si balla sanca, si tratta di polone, si tratta di polone, ed è con ranca, cain, e cain, ranca, de con ed è con leone, cain, ranca, de con leone, cain, ed è sin Ciao Milano!